Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Elettroshock. Questa sera parliamo di clima. Beh, insomma, lo abbiamo visto tutti quello che è successo, quello che sta succedendo, una delle estate più calde della storia del nostro Friuli che si ricordi, e poi la morfologia del nostro territorio che è cambiata, soffrono le piante, soffrono gli animali, sta soffrendo tantissimo l'agricoltura, come vi abbiamo raccontato tante volte. Allora oggi, visto che siamo verso il finire di questa strana estate, vogliamo tracciare una riga, cercare di fare un po' il punto di questa situazione, il perché. Naturalmente i cambiamenti climatici non sono iniziati quest'estate, insomma ce li portiamo dietro già da tempo e chi studia questi fenomeni già ce lo stava dicendo da anni che la situazione stava peggiorando. Quest'anno probabilmente ce ne siamo resi conto tutti quanti perché le temperature del termometro sono andate alle stelle e l'acqua è veramente mancata, ma basta fare un piccolo salto indietro di qualche mese e ci ricorderemo che per esempio questo inverno la neve non c'era e già questo era un campanello d'allarme. Noi parliamo di questo clima un po' strano, un po' impazzito con due ospiti che sono due luminari del settore, li ringrazio molto per essere qui con noi questa sera. In studio con me, ve lo presento subito, c'è Filippo Giorgi, fisico, climatologo, buonasera. Buonasera. Sottolineo insomma, che ha fatto parte dal 2002 al 2008 quale unico scienziato italiano del Comitato Intergovernativo sui cambiamenti climatici, organizzazione che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2007 insieme ad Al Gore. Nel 2018 ha ottenuto la medaglia Alexander von Humboldt per il suo contributo al progresso della scienza nei paesi in via di sviluppo. Si occupa inoltre di modellistica climatica, soprattutto a scala regionale, interazioni fra clima e chimica atmosferica, interazioni fra clima e biosfera. È autore e coautore di oltre 400 articoli in riviste scientifiche internazionali ed è inserito nella lista del 2001 degli autori più citati nel campo delle scienze geofisiche. Insomma, un curriculum di tutto rispetto. Grazie professore per essere con noi questa sera. E d'altra parte ci c'è il problema, insomma l'ho accennato prima, anche delle montagne, dei ghiacci, e anche i ghiacci, naturalmente tutti abbiamo in mente quello che è successo sulla Marmolada quest'estate, ma il fenomeno dei ghiacciai che si ristringono un po' in tutto il mondo è evidente. Di questo parliamo con Renato Colucci che abbiamo in collegamento da Trieste. Buonasera professor Colucci. Buonasera. Ecco, professore a contratto in glaciologia presso l'Università di Trieste, da novembre 2020 afferisce all'Istituto di Scienze Polari, peraltro del CNR, ha lavorato anche presso l'ISMAR di Trieste occupandosi di climatologia e gestione delle reti di stazioni meteorologiche in area costiera, e la sua attività di ricerca più recentemente si è rivolta allo studio delle interazioni tra il sistema climatico e la criosfera. Ha partecipato a numerose anche spedizioni extraeuropee in Antartide nel 2015-2016, in Pakistan nel 2013, nelle Ande cilene del 2012 e quindi insomma un curriculum di tutto rispetto anche per il professor Colucci. Grazie per essere con noi. Prima di chiedervi un'opinione, insomma di darci una mano a capire quanto sta succedendo, vi faccio vedere questo servizio che abbiamo preparato, che è un po' un collage dei tanti servizi che sono andati in onda nel nostro telegiornale sul tema insomma, del clima e di quanto è successo come conseguenza. Vediamo. Ci troviamo alla presa di Ospedaletto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e quello che vedete è il bacino di raccolta da cui noi preleviamo l'acqua per immetterlo nel canale Ledra. Attualmente noi abbiamo un calo di portata di circa il 20-25%. Per rimpinguare un po' il bacino che vedete qui dietro ci vorrebbero almeno un 100 mm di pioggia. Questa è la situazione del Cormoro oggi, non scorre più l'acqua nel torrente. Un così lungo periodo di scarse precipitazioni in Friuli Venezia Giulia non si vedeva dal 2003, un anno decisamente più secco degli ultimi 5. La falda solitamente oscilla a meno 50 metri in condizioni normali, la situazione attuale è a meno 62 con un calo di 12 metri rispetto alle medie del periodo. Il Carso sia sul versante italiano che su quello goriziano è un inferno. Gli epicentri sono Iamiano di Doberdo del Lago, ma anche Medeazza e le montagne sopra Merna in località Opatio Selo. Fiamme rabbiose che, aiutate dal vento, si sono spostate prima da una parte e poi dall'altra, facendo decisamente impazzire i vigili del fuoco di entrambi i paesi. A Montaperta, frazione di Taipana, il serbatoio del CAFC è arrivato nel pomeriggio di oggi. L'acqua è stata prelevata da Tarcento. Qua abbiamo delle sorgenti autonome che purtroppo vanno in crisi con la siccità.
La minaccia arriva dal monte, è lì a pochi chilometri dalla statale 13 che un incendio sta devastando interi ettari del Parco Naturale della Varresia e questo è uno dei 4 focolai attivi in regione. La nostra regione verrà interessata nei prossimi giorni da una massa d'aria molto calda che potremmo registrare, complice anche un'aria piuttosto secca, quindi un caldo decisamente torrido, anche massime superiori localmente ai 34-35 gradi e tutto ciò per diversi giorni. Allora, fiumi in secca, incendi, temperature assolutamente elevate. Io, insomma, professor Giorgi, le chiedo subito un commento di questo. Veramente il clima è impazzito, ce ne siamo resi conto solo oggi. Ecco, che cosa sta succedendo alla nostra terra? Ma diciamo che quello che abbiamo visto quest'estate è abbastanza sintomatico di quello che ci aspettiamo accadrà sempre più frequentemente. Questi episodi di siccità prolungata e poi quando piove, questi episodi di pioggia molto intensa, spesso la pioggia non aiuta perché provoca alluvioni, provoca disastri ancora peggiori di quelli della siccità. E questo tipo di fenomeni purtroppo è in aumento ed è in continuo aumento, stanno aumentando sempre di più. Prima si parlava del 2003, quest'estate è stata molto simile a quella del 2003 in Europa. Per dare un'idea, in un clima normale, questi sono eventi che dovrebbero succedere una volta ogni qualche migliaio di anni. Ne sono già successi 2 in 20 anni, quindi è chiaro che la situazione sta cambiando. Quindi andiamo avanti verso questo riscaldamento globale dovuto, come ormai si sa in maniera abbastanza acclarata, dovuto all'aumento delle emissioni di gas serra da attività umane, soprattutto dall'uso di combustibili fossili, soprattutto anidride carbonica, e purtroppo ci aspettiamo che questo continui sempre di più. Uno degli effetti del riscaldamento globale è proprio quella che noi chiamiamo intensificazione del ciclo idrologico, quindi piogge sempre più intense e periodi secchi sempre più lunghi e più caldi. E quindi purtroppo, come dire, questo è un po' un segnale di quello che ci aspetta se non si farà niente per ridurre questo fenomeno del riscaldamento globale. Lo dicevo, voi studiosi ve ne siete accorti non quest'estate naturalmente, lo state già dicendo da tempo. Ecco, da quando secondo lei la situazione è diventata veramente seria e anche pericolosa sotto certi punti di vista? Guardi, io ho partecipato alla ricerca sui cambiamenti climatici fin dagli anni 90. Negli anni 80-90 questo fenomeno, che peraltro era iniziato già alla metà del XX secolo, quindi gli anni 50-60, era all'inizio e la comunità scientifica non aveva ancora tutte le evidenze per poter dire con certezza stiamo assistendo a qualcosa prodotto dalle attività umane. Col passare degli anni sono aumentate le evidenze scientifiche, sono aumentati i lavori e ormai dall'inizio degli anni 2000 che la comunità scientifica è praticamente sicura che quello che stiamo vedendo è effettivamente dovuto per la maggior parte alle attività umane. Questa da un lato una brutta notizia perché siamo noi che stiamo causando il problema, dall'altro una buona notizia perché significa che come noi lo abbiamo causato, lo stiamo causando, possiamo anche, se non fermarlo, quantomeno contenerlo entro limiti accettabili. E poi parleremo anche di quali sono le azioni che si stanno mettendo in campo e che si devono mettere in campo in maniera ancora maggiore a livello di istituzioni ma anche a livello personale, perché ciascuno di noi su questo può fare sicuramente qualcosa. Professor Colucci, dicevo prima, chiaramente l'episodio, il fatto tragico, la tragedia della Marmolada è negli occhi di tutti, anche questo è un altro di quei segnali che ci ha dato un'evidenza immediata di un fenomeno che però ci portiamo dietro sicuramente da molto tempo. Allora le chiedo qual è la situazione dei ghiacciai sull'arco alpino, in particolare anche nel nostro Friuli Venezia Giulia, ecco, a che fenomeni stiamo assistendo? Allora, sull'arco alpino siamo in una situazione di totale disequilibrio con il clima, ossia il ghiaccio che c'è, i ghiacciai che ci sono in questo momento, sono ghiacciai che non dovrebbero esserci, perché il clima che abbiamo in questo momento, quindi le temperature che registriamo durante l'estate, la lunghezza delle estati degli ultimi 10-20 anni, sono tali da non consentire
la preservazione di ghiacciai al di sotto dei 3.500-3.700 metri di quota. Quindi tutti questi ghiacciai che ancora ci sono la memoria di un clima che non c'è più e quindi sono destinati a scomparire e lo stanno facendo in maniera sempre più rapida, in alcuni casi parossistica ed in alcuni casi, come è successo a luglio in Marmolada, creando anche delle catastrofi. L'evento della Marmolada è un evento che chiaramente ha destato scalpore, è stata una tragedia, ma è un qualcosa che a un glaciologo non stupisce. È un qualcosa che non stupisce assolutamente. Sono eventi che sono già accaduti e che stanno accadendo da diversi anni in varie zone del pianeta, soprattutto in Himalaya, ma ad esempio anche negli Stati Uniti e in altre catene montuose. Si tratta di quelle che in gergo tecnico si chiamano ice avalanche, cioè valanghe di ghiaccio. E cosa succede? Il caldo estremo che diciamo così non apparteneva al clima delle nostre montagne fino a una trentina di anni fa, produce una grandissima quantità di acqua di fusione. Quest'acqua di fusione si infila nelle spaccature del ghiaccio, nei crepacci, raggiunge la base del ghiacciaio o di porzioni di ghiacciaio, quindi sostanzialmente ha un doppio effetto. Da un lato l'acqua, l'abbondanza di acqua crea una pressione idraulica interna che allarga i crepacci e destabilizza la massa glaciale, dall'altro lubrifica la parte basale del ghiaccio e quindi si staccano istantaneamente porzioni di ghiacciaio come è accaduto in Marmolada. Ecco, per quanto riguarda invece il Friuli Venezia Giulia, qual è la situazione dei nostri ghiacciai che non sono estesissimi, ma anche qui stanno subendo una riduzione evidente? Ecco. I ghiacciai del Friuli Venezia Giulia, che non erano tanti, in realtà hanno già vissuto la loro fase di fortissima contrazione che è avvenuta tra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 90. Lì sostanzialmente si sono ridotti drasticamente e si sono arroccati nelle situazioni topografiche più favorevoli per la loro preservazione, cioè vicino alle pareti, e quindi permettono un po' di ombreggiamento anche durante l'estate, quindi preservano dal caldo e dalla radiazione solare, e inoltre favoriscono l'accumulo delle valanghe durante l'inverno, quindi vanno a moltiplicare l'accumulo nevoso che cade con le precipitazioni. Peraltro in una zona, ricordiamolo, le Alpi Giulie, che rappresenta la zona alpina ed europea dove nevica e piove di più. Possiamo togliere solo alcune zone del Montenegro, sulle Alpi Dinariche meridionali, ma per il resto non c'è una zona in Europa dove piova o nevichi così tanto come sulle Alpi Giulie. Quindi questi due fattori in questa fase climatica fanno sì in questo momento, tra l'altro, che queste grandi precipitazioni nevose invernali, abbinate anche agli eventi estremi di cui parlava prima Filippo Giorgi, cioè abbiamo registrato negli ultimi 15 anni alcune annate invernali con eventi estremi di precipitazione, cioè tanta più neve del normale, tanta più neve della media, in particolare ad alta quota, per tutta una serie di motivi che, se ci sarà tempo, possiamo anche spiegarli. Quindi questa grande quantità di neve è andata in un certo qual modo a controbilanciare il caldo estivo e le lunghe estati che ormai dobbiamo beccarci. E quindi in questa fase quello che resta come relitti glaciali sulle Alpi Giulie è abbastanza stabile, cioè si riduce molto poco o addirittura in alcuni casi ha dimostrato qualche segno proprio di stabilità o di piccolo recupero. Però stiamo parlando veramente di, come dire, un caso studio molto peculiare, molto particolare, legato ad una situazione molto particolare, che non va confusa con tutto quello che avviene a livello alpino e a livello globale, dove il ghiaccio sta battendo in ritirata a velocità sempre maggiore. Grazie, allora intanto ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi perché poi dobbiamo sentire altre ricadute sull'ecosistema, sugli animali, a tra poco.
Di nuovo insieme con Elettroshock stiamo parlando del clima, delle ricadute di questo clima molto particolare che sta cambiando in maniera troppo rapida. Abbiamo sentito, insomma, abbiamo in collegamento Renato Colucci, il glaciologo, e in studio il fisico e climatologo Filippo Giorgi. Dicevamo, insomma, le ricadute sono anche sulla natura, sull'ambiente, abbiamo visto, insomma, anche lo scenario dei nostri fiumi a secco, però fanno male anche al piccolo ecosistema del bosco. E abbiamo voluto sentire per questo un naturalista. Si tratta di Nicola Bressi, che è un naturalista e zootecnico, esperto di flora e di fauna, laureato in scienze naturali, è stato docente in diverse scuole di faunistica. Peraltro i telespettatori di Telefriuli lo hanno conosciuto perché ha spiegato come funziona il rapporto tra l'uomo e il lupo e i rischi che derivano dalle zanzare, in qualità di direttore del servizio dei musei scientifici del comune di Trieste. Con lui allora affrontiamo, lo ha fatto per noi Andrea Pierini, insomma, il tema delle ricadute di questo clima sull'ecosistema faunistico. A tra poco, vediamo. Noi abbiamo avuto poca piovosità. La piovosità, quando c'è stata, è stata concentrata in dei momenti molto ristretti e delle temperature molto elevate. In più, in molte zone della regione, tra cui ad esempio Trieste, ma anche molte zone delle valli del Natisone, della montagna, abbiamo avuto molto vento. E il vento, di nuovo, aumenta tantissimo la siccità. Questa estate secca è andata a innestarsi a seguire un inverno, una primavera che non hanno avuto abbondanza di pioggia. In più, ultimo fattore, che cosa irriga le nostre pianure e le nostre aree sorgive? La neve che si scioglie lentamente nel corso dell'estate. Se noi abbiamo delle temperature molto alte già a primavera, e questo ultimamente sta accadendo, la neve si scioglie tutta quanta a primavera e quindi d'estate di colpo rimaniamo a secco perché non c'è più nulla che scenda dalle montagne. Tant'è vero che per la prima volta abbiamo avuto dei periodi di siccità e abbiamo della siccità anche in montagna. E cosa succede alle piante? Le foglie ingiallite non dovrebbero esserci chiaramente ad agosto, le foglie ingiallite, le foglie marroni dovremmo vederle a ottobre, anzi per certe querce mediterranee a novembre addirittura le foglie di questo colore. È accaduto adesso perché la pianta non trovava abbastanza acqua da mantenere tutte quante le sue foglie. Le piante reagiscono in modo diverso, alcune piante, diciamo così, non riescono a reagire e veramente muoiono. È il caso del carpino nero. Il carpino nero è un albero che, se non ha abbastanza acqua, muore tutto quanto, cercando al limite di sopravvivere come radici, ma poi deve ricominciare il ciclo da ramoscello per ridiventare poi ancora un albero. Mentre altre piante come le querce tendono a cominciare a isolare qualche ramo, a perdere qualche foglia, mantenendole degli altri vivi. Il problema è che tutto questo non è gratis. Non è gratis perché ovviamente questo aumenta il rischio incendi, perché abbiamo tantissimo legno morto, foglie secche, piante secche, eccetera. Ma tutto questo vuol dire che c'è meno materiale vegetale per gli animali che se ne nutrono, meno per gli erbivori, di conseguenza meno per i carnivori. La prima cosa che le piante fanno cadere, prima ancora delle foglie, noi non ce ne accorgiamo, sono i frutti. Le ghiande che avrebbero dovuto maturare per quest'autunno sono state fatte cadere dalle querce perché non c'era energia, non c'era acqua per farle maturare, e quindi quest'autunno gli animali troveranno meno semi e potranno fare molte meno scorte per l'inverno. Meno animali sopravviveranno all'inverno. Non solo, la minor quantità di foglie degli alberi fa sì che quando arrivano le precipitazioni, e arriveranno intense perché questa estremizzazione del clima fa sì che la probabilità di piogge intense sia molto più elevata, le piogge verranno smorzate meno dalle foglie e quindi aumenteranno l'erosione del suolo. Più il suolo viene eroso, più le radici diventano superficiali, più sono soggette all'aridità, più di nuovo altre foglie si seccano. Quindi abbiamo innestato un ciclo che è molto grave perché tende ad automantenersi, ad autoalimentarsi. Ma noi oggi cosa possiamo fare per difendere i boschi e gli animali? Quando si sta nei boschi o vicini ai boschi dovremmo veramente evitare grigliate, barbecue, accendersi una sigaretta mentre si va nei boschi, ma neanche apparecchi che possono provocare scintille. Abbiamo visto che sembra che alcuni incendi siano stati scatenati dai treni, dai freni dei treni, però tenete presente che ci sono tanti altri macchinari che possono provocare scintille, anche delle semplici falciatrici ad esempio. Quindi tutto quello che può causare fiamme libere va evitato, per non parlare poi di spettacoli pirotecnici, fuochi eccetera. L'altro comportamento meno facile dal punto di vista individuale, più dal punto di vista sociale, è quello di risparmiare acqua
e immagazzinare acqua. L'acqua deve tornare adesso un elemento prezioso, perché se ogni bosco ha uno stagno, ha un canale, ha un fosso, ecco che il perdurare di quest'acqua accumulata durante le grosse piogge riesce a rallentare gli effetti poi della siccità estiva. Se qualcuno ha un giardino, ha un terreno, eccetera, farsi un piccolo stagno, un laghetto lasciato sia all'idratazione che alla biodiversità è qualcosa di veramente utile. Queste le parole di Bressi, poi lo risentiremo. Giorgi, per quanto riguarda insomma, tutto quello che sta accadendo, lo dico con un po' una metafora, insomma, è la natura che si sta ribellando all'uomo, insomma, che ci sta dando dei segnali chiari? Ma non è tanto la natura che si ribella, è che l'uomo è diventato parte di questa natura. Noi siamo abituati in un certo senso a considerare gli esseri umani una parte separata dalla natura, no? È un po' un retaggio culturale che noi abbiamo. E oggi ci stiamo invece rendendo conto che siamo parte di quella che chiamiamo natura e che tutte le nostre azioni, sia azioni individuali, perché se un'azione la fa 3 miliardi di persone, chiaramente può avere un grandissimo impatto, e sia azioni a livello governativo o strutturale, hanno un effetto sull'ambiente che ci circonda. Incidentalmente quello dei cambiamenti climatici non è il solo problema che dobbiamo affrontare, ce ne sono tanti altri, l'inquinamento, le plastiche, si è parlato del degrado del suolo, insomma stiamo in pratica, diciamo, la natura è un po' sotto assedio da tante direzioni, e quindi dobbiamo da un lato diciamo, cambiare il modo di fare alcune cose, ne possiamo parlare fra un attimo, ma soprattutto io penso abbiamo bisogno di un cambiamento culturale in cui dobbiamo sentirci più parte integrante del pianeta, e il giorno che faremo questo saremo anche più rispettosi e più consapevoli di quello che stiamo facendo, e che la salute del pianeta significa anche la nostra salute. Purtroppo oggi, secondo me, soprattutto in Italia, questo cambiamento culturale non è ancora avvenuto. Io spero soprattutto fra i giovani che magari nella prossima generazione questo possa succedere. Vedremo anche, insomma, si parla molto di transizione ecologica con i fondi del PNRR, vedremo se sapremo utilizzarli bene. Dobbiamo aspettarci che questo sia il trend sempre, insomma, che si ripeta sempre più spesso, insomma, nelle prossime estate, o magari la prossima estate sarà tra virgolette normale o più fresca, ci dimenticheremo tutto, poi fra 3 anni di nuovo diremo vabbè, ma 3 anni fa, insomma, perché i tempi che ha detto prima, insomma, fa capire bene, insomma, un conto è che questi eventi arrivino ogni 1000 anni, un conto ogni 10. Certo. Allora, bisogna distinguere molto fra quello che è il clima e quello che è il tempo. Spesso si fa questa confusione. Ecco, sì. Magari un giorno, addirittura in questi giorni ho sentito alcuni che dicevano appena piovuto, dice è finita la siccità. Sì, è vero che c'è stato un giorno di pioggia, questo non toglie che ci sono stati 6 mesi di siccità. Quando si parla di clima si parla di trend climatici a lungo termine. Chiaramente sovrapposti a questi trend a lungo termine c'è la variabilità climatica naturale. Che significa? Significa che ogni giorno è diverso dall'altro, ogni anno è diverso dall'altro. Può darsi benissimo che l'anno prossimo, l'estate prossima sia un'estate fresca, un'estate piovosa. Questo non significa assolutamente che il riscaldamento globale si sia fermato. Spesso lo leggiamo, no? su alcuni giornali quantomeno. Succede qualcosa, finito il riscaldamento globale. Né il fatto che ci sia un'estate particolarmente calda significa che il riscaldamento globale è accelerato. Ripeto, quando si parla di clima si parla di tempistiche di decenni. Su queste tempistiche il trend di riscaldamento è chiaro. Una cosa che secondo me ci dobbiamo aspettare è che questi tipi di eventi siano sempre più frequenti e sempre più intensi. Come dicevo prima, queste siccità normalmente dovrebbero succedere una volta ogni qualche migliaio di anni, adesso succedono una volta ogni 10-20 anni, perché anche nel 2010 c'è stato un altro evento molto caldo in Europa, in Russia per esempio, certo. Vi ricordate gli incendi in Russia? Australia anche. In Australia, quindi accadranno sempre di più, purtroppo saranno sempre più intensi. L'altro problema di cui si è parlato è quello delle piogge. Le piogge non sono più piogge rinfrescanti, ma sono piogge devastanti. Questo perché? Perché un'atmosfera più calda
ha più energia e può contenere più vapor d'acqua, quindi quando piove tende a piovere molto più intensamente. Con i danni che insomma, abbiamo visto anche recentemente proprio sul nostro territorio e che purtroppo ci dovremmo aspettare. Sta accadendo dappertutto più o meno e purtroppo dovremmo aspettarcelo sempre di più e quindi cercare di implementare delle azioni per come dire, reagire a questo tipo di eventi. Colucci, un altro dato insomma, che ha fatto molto impressione, insomma, lo abbiamo sentito, insomma, Apocalisse 4800, insomma, per definire un po' lo zero termico che era arrivato a quella quota, ma l'abbiamo visto anche in Europa, penso sopra i 5000 metri. È un'altra dei segnali che ci deve far riflettere, insomma, pensare che tutta l'Italia a un certo punto fosse sopra lo zero, insomma, fa impressione, ecco, compreso il Monte Bianco. Beh sì, nel senso che noi per molte settimane, in maggio, così come in giugno, così come in luglio, in agosto forse un po' meno a parte all'inizio, abbiamo avuto le nostre Alpi alle stesse condizioni del Nord Africa, della catena dell'Atlante, cioè alle condizioni normali della catena dell'Atlante, quindi in condizioni meteorologiche in questo caso che non appartengono, o almeno non appartenevano al clima delle nostre Alpi e del nord Italia. Ma se è possibile rimettere quel grafico che avevate messo prima, poco fa, relativo alle temperature del Friuli Venezia Giulia, io volevo farvi notare una cosa, perché si vede molto bene. Le temperature dell'estate, eccolo, perfetto, questo qua. Che cosa si vede? Si vede che praticamente dalla fine degli anni 80 c'è un trend molto marcato di risalita delle temperature. È vero che un anno è diverso dall'altro, un anno fa caldo, un anno fa freddo, ma se voi notate i picchi in basso degli ultimi 30 anni, cioè le annate fresche, le annate fresche sono le annate calde del passato, se date un'occhiata, soprattutto negli ultimi 10-15 anni. Quindi avere un anno fresco sostanzialmente non è più possibile rispetto al clima a cui erano abituati i nostri padri, i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri trisnonni e avanti così. Sostanzialmente potremmo andare indietro per migliaia e migliaia di anni. Vale anche il contrario però, scusi se la interrompo, vale anche il contrario perché gli inverni magari molto rigidi che ci raccontano i nonni, noi oggi raramente li vediamo da noi. No, non li vediamo più dagli anni 60, non li abbiamo più vissuti. In particolare un giovane che ha 20 anni, 30 anni, non ha un concetto di clima, quindi di condizioni normali, medie, dell'ambiente in cui vive, in qualsiasi città viva, che sono completamente stravolte rispetto al passato. E in questo direi che si vede anche nella pratica, perché vediamo cinquantenni e sessantenni girare in maniche corte assieme a giovani che invece girano già col berretto e la sciarpa ad ottobre in giornate particolari. E questo la dice lunga su quanto sia cambiato il clima così rapidamente nel corso di una o due generazioni. Semmai dovrebbe essere il contrario, dovremmo vedere il cinquantenne e il sessantenne magari con la felpa e il giovane ventenne e trentenne più forte, più sano in maniche corte. Invece vediamo il contrario e questo è un segnale molto evidente di quanto il clima sia cambiato, della velocità alla quale il clima sia cambiato, che è, questo sì, senza precedenti registrati per quanto ne sappiamo, per quello che abbiamo potuto ricostruire dai proxy, cioè da tutti quei strumenti che non sono strumenti meteorologici per misurare la temperatura e l'umidità, ma sono un altro tipo di strumenti che ti permettono di inferire, diciamo così, temperatura o piovosità del passato sulla base di altre cose. Poi andiamo nel difficile, non ha senso andare troppo difficile. Grazie, è stato chiarissimo. Comunque così noi ci fermiamo per un'altra piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi a tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock parliamo di clima, dei cambiamenti climatici che, insomma, come abbiamo visto, insomma, in quest'estate ce ne siamo resi conto un po' tutti, a cominciare dai fiumi che li abbiamo trovati in secca, quindi anche in un'estate così calda dove si andava a cercare refrigerio, l'acqua insomma non c'è più. Uno di questi esempi è a Premariacco, la cosiddetta Premariacco Beach, dove insomma si andava a cercare refrigerio. Oggi lì l'acqua di fatto non c'è o è stata molto limitata. Siamo andati proprio lì con Monica Tosolini a vedere qual è la situazione oggi. Vediamo.
Estate da record sul fronte della siccità ha lasciato strascichi sul territorio che sono stati ben visibili. Adesso qualche giorno fa ha piovuto, la situazione in alcuni punti è un po' migliorata, come qua a Premariacco sul Natisone, però assessore all'ambiente Monica Drescic, la situazione è drammatica comunque. Fino a qualche settimana fa la situazione era veramente drammatica, proprio il fiume era in secca totale, le cascate come adesso non ci sono, la pozza era completamente vuota e anche all'interno del canyon della Forra non c'era nulla. Io personalmente ho fatto un'escursione e mi sono addentrata circa un centinaio di metri all'interno della Forra e diciamo il quadro, lo scenario era veramente desolante, c'erano solamente delle pozze d'acqua maleodoranti e tantissimi pesci morti. Una cosa mai vista. Mai vista, assolutamente. Io non ho ricordo che abito a Premariacco praticamente da 50 anni e non è mai successo una cosa del genere al mio ricordo. E anche per questo motivo qua, anche a livello ambientale, per tutelare comunque l'agricoltura, le città, bisognerà pensare a qualcosa di strutturalmente difensivo nel senso che qualcosa che si accumuli e si possa riutilizzare l'acqua e anche in tal senso siamo in contatto con il consorzio di bonifica Bassa Friulana proprio per individuare dei possibili invasi da adibire in futuro, progettare degli accumuli di acqua per lo stoccaggio e poi il riuso. Jenko Paoloni, conoscitore esperto della storia del Natisone, vederlo così è incredibile. Sì, almeno in questi giorni abbiamo un po' d'acqua finalmente, però diciamo il mese scorso, 15 giorni fa, era veramente desolante. E, diciamo, è stata una magra così nel 2003, ma così secco, almeno da sentire dagli anziani di Premariacco dal 1943-44, che non c'era stata una secca così devastante. Praticamente da Orsaria si poteva ripercorrere tutto il fiume fino a Premariacco camminando sul Greto. Visto anche le temperature diciamo esterne già alla fine di maggio, i primi di giugno, man mano diciamo, il fiume, io non dico che calava a vista d'occhio, però giorno per giorno, io essendo qua della zona, si vedeva veramente che era in sofferenza. Qualche pioggia ha portato un po' d'acqua, ma ce ne vuole ancora tanta. Ce ne vuole ancora tanta perché il fiume, si vedono anche dai segni, ha una portata maggiore ed è diciamo, una risorsa non solo turistica, diciamo, ma anche i nostri paesi sono nati vicino al Natisone perché l'acqua è vita. Io mi auguro appunto che sia un caso occasionale, non credo, perché diciamo, purtroppo il mondo si sta riscaldando e quindi è probabile che avremo ancora diciamo, queste disgrazie che sono una cosa veramente bruttissima per chi ama la natura, per chi ama questi luoghi, è una cosa veramente triste. Eh sì, tra l'altro ci siamo confrontati con questo elemento dell'acqua che in Friuli non è mai mancata e quest'anno lo abbiamo visto anche nei servizi d'apertura, insomma il fatto delle autobotti che portavano l'acqua anche alle persone, insomma professor Giorgi, l'elemento acqua, l'oro blu, forse nel futuro diventerà un elemento ancora più strategico, ma il fatto che noi abbiamo preso coscienza che anche qui può mancare l'acqua è un altro dei segnali che ci devono allarmare o preoccupare, insomma quantomeno. Certo, l'acqua sarà, come lei l'ha chiamato, no? L'oro blu, sarà il bene più importante del XXI secolo. Anche perché i cambiamenti climatici colpiscono diverse zone in diversi modi. Quindi ci aspettiamo delle zone come purtroppo l'area del Mediterraneo che dovrebbero diventare sempre più aride. Per fare un esempio, noi abbiamo fatto un piccolo giochino qualche tempo fa di quale potrebbe essere il clima dell'Italia fra 80 anni, quindi non stiamo parlando di migliaia di anni, nello scenario che noi chiamiamo business as usual, quindi se le cose continuano così come stanno andando, lei prende l'Italia, la sposta 1000 km più a sud e più o meno un'idea di quello che ci aspettiamo. Significa che il clima del Friuli Venezia Giulia dovrebbe essere simile al clima che oggi abbiamo nel sud della Puglia o addirittura in Sicilia, quindi un clima molto più secco e arido. Altre zone del pianeta invece avranno più acqua. Per esempio, uno degli effetti del cambiamento climatico
è quello di spostare le perturbazioni verso i poli del riscaldamento globale. Un po' complicato da spiegare, quindi non lo faccio. Questo che significa che noi abbiamo meno acqua, mentre in Centro Europa e in Nord Europa, dove già c'è tanta pioggia, ne avranno ancora di più. In gergo noi chiamiamo questo fenomeno i ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri saranno sempre più poveri, quindi questo non succede solo in economia, ma succede purtroppo anche, almeno in questo caso, anche in natura. Questo che cosa significa? Significa che questo acuirà tante tensioni geopolitiche che già oggi sono basate sull'acqua. Se pensiamo solo al Medio Oriente, sì, si parla di religione e quant'altro, ma in realtà il problema principale del Medio Oriente è l'acqua e le guerre che ormai da secoli vanno avanti in quelle zone sono sostanzialmente delle guerre di acqua. Per dirne una, in Siria, la situazione della Siria è stata molto peggiorata da una siccità che ormai va avanti da diversi anni. Quindi, come diceva lei, l'acqua sarà il bene più prezioso. E uno dei problemi principali è che oggi noi non solo abbiamo poca acqua, ma ne sprechiamo tantissima. Questo è il tema. Sprechiamo energia, sprechiamo cibo. Purtroppo oggi viviamo un po', come dire, nella società dello spreco. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare e che possiamo fare immediatamente è quello di ridurre gli sprechi, aumentare l'efficienza energetica, efficienza dell'acqua, nell'uso dell'acqua, nell'uso del cibo e così via. Già questo sarebbe un grandissimo passo avanti. Sì, forse insomma, diciamo che gli aumenti del gas insomma, a cui stiamo assistendo, dell'energia elettrica, ecco, servono anche quelli per dare la scossa, perché poi quando le persone sono toccate nel portafoglio allora ci si rende conto subito che anche se insomma, gli esperti come lei e molti altri lo dicono da tempo che bisogna insomma, effettuare questi risparmi. Sicuramente Colucci vorrebbe vedere meno acqua, ma perché la vorrebbe vedere insomma, immagino trasformata in ghiaccio con un po' di più ghiaccio. Quando si sente dire si sciolgono i ghiacci e quindi anche il livello del mare per forza si alza, e questo potrebbe essere un rischio credo a lungo termine anche per le nostre coste, ecco, lì ci spostiamo insomma, a livello di tempistica sicuramente un po' più avanti, però insomma che cosa ci dicono i nostri mari oggi da questo punto di vista? Beh, la fusione dei ghiacci continentali chiaramente ha come effetto primario il fatto che tutto questo ghiaccio che diventa acqua finisce negli oceani e ne alza il livello, che peraltro è solo metà dell'effetto dell'innalzamento del mare, perché l'altra metà più o meno dell'effetto dell'innalzamento del mare è dovuto all'espansione termica del corpo d'acqua, cioè l'acqua si scalda e scaldandosi occupa più spazio perché aumenta di volume. Quindi questo doppio effetto fa innalzare il livello del mare e non è tanto spostato in là nel tempo, perché alcune proiezioni, alcuni modelli ci dicono che da qui alla fine di questo secolo, quindi nei prossimi 80 anni, meno di 80 anni, il livello del mare potrebbe alzarsi dai 50 ai 100 centimetri, e quindi è così che ci sarebbero problemi non solo per le coste di grado, diciamo così, ma anche per la città di Trieste, ad esempio, che ha una costa alta, no? Che non ha una costa sabbiosa. E chiaramente tutte queste problematiche portano con sé dei rischi legati non solo al vivere sulle coste. Ricordiamo che a livello globale ci sono miliardi di persone che vivono sulle coste e che dovrebbero spostarsi in tempi molto brevi, quindi ripensare migrazioni di massa e ricollocare centinaia di milioni o miliardi di persone. Dico solo una cosa, non confondiamo i ghiacci continentali che fondono con invece il ghiaccio marino in Artico. Il ghiaccio marino, quindi la calotta glaciale del Polo Nord, sta in acqua e quindi quella lì contribuisce praticamente per niente, quasi per niente all'innalzamento del mare, essendo ghiaccio che sta già nell'acqua. Quindi il contributo all'innalzamento del mare da parte dei ghiacci avviene solo dai ghiacci continentali, quindi le calotte della Groenlandia, la calotta antartica e tutti i ghiacciai delle montagne, comprese le Alpi, che contribuirebbero per circa un paio di centimetri, quindi molto, molto poco.
Sì, non è uno scenario bellissimo, ma con il quale dobbiamo assolutamente fare i conti, perché è quello che ci aspetta, a meno che non riusciamo insomma, a invertire la rotta, come magari ne parliamo nell'ultima parte di trasmissione subito dopo la pubblicità. Ultima parte di Elettroshock, il clima al centro di questa puntata con tutte le conseguenze che sta creando sul nostro territorio, sui ghiacci, ma insomma anche sull'ecosistema. Allora sentiamo adesso la seconda parte dell'intervista di Andrea Pierini a Nicola Bressi, qui parla un po' di più di quella che è la ricaduta anche sul mondo degli animali, vediamo. E con questi cambiamenti climatici stanno cambiando anche le piante che ci sono nei boschi. Cosa sta succedendo oggi? Cambiano le piante, cambiano gli animali, abbiamo delle piante mediterranee che stanno espandendosi sempre più verso l'interno, verso il nord, ad esempio il leccio, l'alloro, anche delle palme esotiche che un tempo era molto difficile riuscire a coltivare nella Friuli Venezia Giulia, ora addirittura riescono a spontaneizzarsi, troviamo delle piante, delle palme che nascono da seme e di conseguenza questo cambia anche con gli animali. Abbiamo delle specie mediterranee, delle specie di pianura che sempre di più salgono in montagna, entrano in montagna e degli animali di climi freddi montani che si ritirano sempre più verso nord o sempre più alle alte quote. Questo è un problema perché la biodiversità va a diminuire, perché se è vero che gli animali dei climi secchi possono avanzare, andare, salire in montagna, gli animali delle montagne non è che possono salire all'infinito, le montagne finiscono. Quindi un animale che già vive a 2000 metri non è che può salire a 3000, perché di monti di 3000 metri o di 4000 metri non ne abbiamo da noi in Friuli Venezia Giulia. Quindi tutto questo sta scatenando una reazione a catena con degli effetti che dobbiamo ancora verificare e capire. Perché in realtà certe piante potrebbero sparire, ma con esse anche animali, quindi ci sarebbe un problema di questo tipo e magari specie aliene diciamo, che vengono da climi più caldi. Sì, il problema è più grosso ancora anche perché noto che le specie aliene prosperano in ambienti disturbati, è anche abbastanza ovvio, se c'è un ecosistema stabile, completo, dove tutte quante le nicchie ecologiche, tutti i ruoli sono occupati, è chiaro che c'è molta difficoltà ad entrare. Immaginiamo un po' è quello che accade ai ladri nelle nostre case quando c'è un terremoto, una rivoluzione, un'insurrezione popolare, no? Se tutto è tranquillo è difficile per un ladro trovare una casa vuota in cui entrare. Se purtroppo capita un terremoto, una guerra, una disgrazia, è chiaro che i ladri trovano molte occasioni per andare a rubare qualcosa, insinuarsi da qualche parte. La stessa cosa capita con le faune aliene o con le piante aliene. Quando c'è una grossa scossa, un qualcosa che mina un ecosistema, è più facile che altre specie vi si insedino e queste specie spesso sono specie più povere che non riescono a dare quei servizi ecosistemici, ovvero tutti quei benefici a cui noi siamo abituati e di cui noi abbiamo bisogno nei nostri ecosistemi. Insomma, la nostra terra è una macchina perfetta, è logico che nel momento in cui qualcosa si inceppa si va a caduta ad andare a intaccare tutto quanto, professor Giorgi. Insomma, si sente molto spesso parlare, insomma, la temperatura della terra è aumentata di 1 grado, uno dice, beh, un 40 grado, cosa sarà? Ecco, ci spiega che cos'è magari quel grado, quel mezzo grado. Sì, come diceva lei, quando si dice la temperatura è aumentata di 1 grado, magari qualcuno è anche contento, no? Dice fa più caldo. 1 grado, cambia. In realtà quello che preoccupa è, come diceva anche prima il mio amico Renato Colucci, è la velocità con cui la temperatura sta aumentando. Se noi guardiamo gli ultimi 10.000 anni, diciamo l'ultimo periodo caldo che noi chiamiamo Olocene, questo aumento di 1 grado in praticamente 100 anni non è mai avvenuto prima. Sembra poco, ma a livello globale in realtà è un aumento molto molto veloce. E quindi questo è una perturbazione, come si diceva prima, di un sistema in equilibrio, un sistema, come diceva lei, perfetto, no? Che si era aggiustato nel corso degli ultimi 10.000 anni, adesso gli stiamo dando una perturbazione che non ha mai visto. Come questo sistema potrà rispondere, in realtà è molto difficile poterlo prevedere. E qui vorrei chiarire un concetto: il problema non è il pianeta continuerà, perché il pianeta si adatta, estingue qualche specie, ne crea delle altre, fa muovere specie da un posto all'altro e così via. In passato il pianeta ha visto certo, meteoriti, vulcanismo, cose molto più estreme. Il problema è quello di come questi cambiamenti climatici impattano la nostra società. Io in genere faccio questo esempio. Noi, perché il Covid è stato così devastante? Perché ha impattato un settore
del nostro sistema, che era il settore sanitario, e ha messo in ginocchio l'intera società di tutto il mondo, cosa pazzesca. I cambiamenti climatici influenzeranno risorse idriche, agricoltura, zone costiere, turismo, influenzeranno tutti i settori economici, quindi possiamo solo immaginare che cosa può succedere alla nostra società. Le possibilità sono due: o la nostra specie si adatta a questi cambiamenti climatici, oppure noi cerchiamo di fare qualcosa in modo di arrestare questo fenomeno. Lo si diceva prima, quali sono delle azioni, a parte quelle banali, concrete, ma insomma in che tempi dobbiamo intervenire in maniera vera per fare qualcosa? Sì, diciamo, lei diceva si adatta, come diceva anche prima il professor Bressi, ci si può adattare fino a un certo punto. Certo. Esiste un livello oltre il quale, specialmente una società complessa come la nostra, non riesce ad adattarsi. Questa soglia, diciamo così, è stata individuata in realtà dalla comunità scientifica, la famosa soglia dei 2 gradi di riscaldamento globale rispetto ai valori preindustriali. Siccome 1 grado e qualcosa ce lo siamo già giocati, diciamo, la nostra società può confrontarsi ancora con 1 grado. Ma quando lei sente insomma, che si ripensa all'utilizzo dei combustibili fossili per contrastare il caro energia, rabbrividisce o dice, beh, insomma, di fronte diciamo alle bollette bisogna anche cercare di sopravvivere economicamente intanto? No? Diciamo Però, che mi cadono un po' le braccia. Allora, per riuscire a contenere il riscaldamento globale, la cosa più importante da fare, dopo aver creato una società più efficiente, quindi dopo la riduzione degli sprechi e l'aumento dell'efficienza energetica in questo caso, è quella che oggi viene chiamata la riconversione ecologica. L'anima di questa riconversione ecologica è la cosiddetta decarbonizzazione del sistema energetico. Cosa vuol dire? Banalmente è passare da un sistema energetico fondato sui combustibili fossili, quindi petrolio, carbone e gas naturale, a forme di energia alternativa, in particolare a forme di energia rinnovabile. Adesso lei diceva giustamente, adesso c'è una crisi, secondo me questa crisi potrebbe essere l'incentivo per accelerare su questa riconversione. Io leggevo qualche giorno fa, forse ieri o l'altro ieri sui giornali, che con grande contentezza si diceva è stato trovato un altro giacimento di gas a Cipro. Allora questo sarebbe come dire, io sono un fumatore, so che aumento la probabilità di avere un tumore, trovo un tabaccaio che vende le sigarette a un prezzo migliore e sono tutto contento. In realtà sto solo accelerando il mio suicidio. Quindi si parla più o meno della stessa cosa. Purtroppo questa riconversione ecologica se ne parla molto poco in questa campagna elettorale. A me piacerebbe avere idee un po' più chiare di quello che i diversi schieramenti vogliono fare in futuro. Però ci sono tanti studi che hanno dimostrato che è possibile ed è economicamente sostenibile. Già oggi, con le tecnologie che abbiamo, potremmo produrre quasi tutto il fabbisogno elettrico da fonti rinnovabili. Questa riconversione è già avviata in Europa, anche in Italia, devo dire, anche negli Stati Uniti, nonostante alcune posizioni. È importante coinvolgere anche i paesi emergenti, quindi Cina, India e soprattutto Africa. È un ragionamento naturalmente ad alti sistemi che deve riguardare... Serve una cooperazione internazionale per riuscire tutti insieme ad arginare questo problema. Non si dovrebbe scappare. Siamo quasi in chiusura. Professor Colucci, insomma, credo che anche lei... Insomma, una riflessione su questo, su quanto tempestivamente dobbiamo intervenire per evitare che, insomma, dal suo lato, ecco, insomma, di non vedere più i ghiacciai, perché questa potrebbe essere anche, insomma, a lungo termine o vederli veramente super ristretti. Insomma, cosa possiamo fare? Beh, per quello assolutamente nulla, nel senso che 30 anni fa potevamo fare qualcosa, adesso per quello non possiamo più fare niente, nel senso che i ghiacciai sono destinati a scomparire comunque, qualsiasi azione metteremo in atto, perché il tempo per eventualmente riformarli è troppo lungo per le nostre vite, per le vite dei nostri figli e anche per le vite dei nostri nipoti. Quindi da quel punto di vista io sinceramente sono molto pessimista nella società umana su questo argomento, perché continuo a vedere veramente poco, che si fa veramente poco,
e soprattutto vedo tanto remar contro anche a livello politico, tanto sbeffeggiare, diciamo così, quello che sta accadendo, creando un clima negativo. Cioè dovrebbe esserci un clima, come diceva anche Filippo Giorgi, un clima positivo. Abbiamo tutte le conoscenze scientifiche, ma non oggi, ce le abbiamo già da un po' di tempo, e tecnologiche per raggiungere qualsiasi risultato e per vivere sereni e in armonia con l'atmosfera, la natura e tutto. Ma non lo facciamo. Allora io mi domando perché? Perché alla fine hanno ragione sempre gli stessi. E qua mi taccio. Sì, quindi ecco, la mia considerazione è un po' questa. Spero di sbagliarmi, però sono un po' negativo. Ahimè, temo che bisognerà fare un po' ad un certo punto come fece Noè con la sua arca, e chi sarà lungimirante e si metterà, fra virgolette, in salvo, andrà avanti, e ahimè tante altre persone dovranno subire gli effetti di un qualcosa che stiamo provocando, ma che potremo evitare in maniera anche semplice alla fine, con contraccolpi non particolarmente pesanti sull'economia e sulla vita delle persone. E allora vedremo chi si salverà dal diluvio. In chiusura velocissimo? Sì, velocissimo. Sul problema dell'urgenza, perché è così urgente quando si parla di decine di anni? Perché i gas che emettiamo in atmosfera hanno un tempo di vita molto lungo, quindi quello che facciamo oggi la natura lo sentirà per i prossimi 50-100 anni, quindi se non agiamo adesso sarà sempre più difficile arginare il problema domani. Grazie allora, grazie tante veramente a Renato Colucci, docente di glaciologia dell'Università di Udine, che è stato in collegamento con noi, grazie al fisico e climatologo Filippo Giorgi qui in studio con me. Insomma, speriamo che le cose possano migliorare, dipende tutto anche da noi, ognuno dovrà fare la propria parte, ma insomma prepariamoci perché il clima insomma ci farà soffrire ancora per un po'. Grazie anche alla regia di Fabio Di Bernardo, finisce qui questa puntata di Elettroshock, l'appuntamento come sempre a mercoledì prossimo, buona serata.